Era la promozione lanciata sui cellulari dei clienti abituali di un gruppo di spacciatori a conduzione familiare sgominato dai carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di 14 persone. I reati ipotizzati dal GIP a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Gli indagati nell'operazione denominata 3x2 sono complessivamente 26 e 14 di loro sono destinatari dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP basata su indagini dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e della stazione di San Giovanni La Punta. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia in carcere per 9 indagati e l'obbligo di dimora di presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri 5. Nella stessa inchiesta sono stati denunciati in stato di libertà altre 12 persone. Durante l'indagine sono state arrestate in flagranza di reato 8 persone e deferite altre 3, nonché sono stati recuperati 600 grammi di eroina. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Catania e hanno consentito di scardinare un sodalizio attivo nel capoluogo e nei centri etnei delle zone di Mister Bianco, Adrano, Mascalucia, San Giovanni La Punta, Piedimonte etneo. L'accusa era con un preciso modus operandi: il gruppo si occupava della vendita all'ingrosso e al dettaglio di partite di eroina, approvvigionando anche altre organizzazioni malavitose dell'Interland. Dall'indagine è emerso un articolato sistema di gestione del traffico di stupefacenti, i cui proventi illeciti, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, circa 3.000 al giorno, venivano sia reinvestiti nel mercato della droga attraverso l'acquisto di 3 kg di eroina al mese. I soldi erano utilizzati per il mantenimento dei vertici dell'associazione, degli spacciatori, pagati con una sorta di stipendio fisso più una commissione sul quantitativo smerciato. In particolare, come dice la Procura di Catania, il sodalizio, al fine di aumentare i volumi di vendita, inviava sui cellulari dei clienti abituali delle vere e proprie offerte promozionali 3x2, pubblicizzando la possibilità di acquistare 3 dosi al costo di 2. Al vertice del gruppo, che è accusato di spacciare eroina a Catania e provincia secondo la Procura etnea, ci sarebbe stato il nucleo familiare riconducibile ad Antonio Mannino, all'epoca detenuto agli arresti domiciliari, il quale attraverso i suoi due figli Domenico e Salvatore avrebbero gestito il traffico illecito servendosi di molteplici sodali o gruppi criminali, ognuno avendo una specifica area geografica di competenza. L'operazione è stata eseguita nelle province di Catania, Messina, Palermo, Enna, Cosenza e Benevento. Oltre 200 carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo